Siamo tornati nuovamente live, chiediamo scusa ancora per questi problemi tecnici che purtroppo non ci stanno permettendo di lavorare al meglio. Sono passati 33 minuti di gioco in questa sfida tra San Giorgio Piana e San Vito Lo Capo. L'occasione più importante è stata sicuramente il palo per quanto concerne la squadra ospite, con il tentativo di Fricano, ex calciatore dell'Athletic Club Palermo. Adesso invece sarà un calcio di punizione con lo specialista Calagna, che potrebbe andare direttamente verso la porta. Vediamo, perché è un giocatore che di punizioni ne ha calciate tante in carriera con ottimi esiti. Vediamo se effettivamente potrà ancora colpire. La calcio di punizione centrale, però, e poi bloccata senza problemi da Pileri, il portiere con la maglia numero 1. Ferotti riesce a uscire dalla difesa con un po' di difficoltà, ma lui con qualità riesce a cercare direttamente e trova Torres. Fa un buon lavoro con il fisico, la controlla con l'esterno, poi apertura magnifica per Bonamason che vuole il dribbling, viene fermato da Chieffo, molto bravo poi Prestigiacomo in fase difensiva, ripiega tanto e lo fa anche molto bene. Questa spizzata di Bulades, lui che lo scorso anno vestiva ancora sempre i colori, tanto Ferotti non perfetto, lo trattiene ed è anche cartellino giallo per Alessio Ferotti. Errore per il giovane giocatore che è uscito nel 7 giorni del Palermo, lanciato in porta Barbera, lui lo ha steso, probabilmente un errore nell'aggancio per il centrale classe 2000. Barbera poi è andato giù anche saggiamente, era molto vicino anche all'area di rigore, in realtà poteva forse guadagnare qualche metro in più e cadere forse un po' dopo, però chiaramente stiamo parlando di un intervento irregolare e dunque calcio di punizione, dunque più vicino anche per Calagna, però è anche molto più defilato. Dunque dicevamo, purtroppo per problemi tecnici non siamo riusciti a andare in live i primi 30 minuti di gioco. Chiediamo chiaramente scusa a tutti coloro che ci stanno ascoltando da casa. Problemi tecnici. Nel frattempo è venuto 35 di gioco. Vediamo Calagna però molto vicino anche Fricano, e potrebbero in realtà anche fare uno schema. In realtà Fricano si è allontanato e Calagna qui sembra voler calciare verso la porta. Vediamo. Va Calagna col mancino, battuta molto potente ma respinta da Pileri, poi direttamente da Mannina, viene un po' tallonato dall'alto numero 3 Glidin, va sul fondo, può crossare, va giù, calcio di punizione. Adesso si cerca tanto questo tipo di giocata, si cercano tanto le punizioni, i calci piazzati. Quando hai un giocatore come Calagna chiaramente non puoi che provare questo tipo di soluzione. In precedenza sicuramente era più vicino, adesso è ancora più defilata, dunque più complicato, il livello asticella si alza, però il San Vito sta cercando di schiacciare il San Giorgio Piana. Sono tutti dentro l'area di rigore, rimangono giù soltanto in due. Per quanto riguarda il San Vito, uno è Rosario Spadaro, l'altro è Alessio Mannina, numero 2 e numero 3. Poi salgono tutti, a rimorchio vediamo Bulades, che potrebbe prendere una palla a rimorchio, in realtà adesso va dentro. E dunque Africano con il destro, ferma, calcio verso la porta! Attraversa tutta l'area di rigore con Pileri, che non è sembrato in realtà sicurissimo in questa uscita. Poi Ferotti da leader difensivo predica calma, sa bene che non ne bisogna farsi schiacciare in questi momenti e dunque bisogna rispondere anche con qualche rilancio in avanti, e infatti è proprio quello che farà Riccardo Pileri, portiere del San Giorgio Piana. Avanza tanto Manno sull'otto di sinistra che potrebbe ricevere questo pallone, vediamo dove rilancerà il portiere, va direttamente da Corso, messo poi in difficoltà da Calagna, poi Miliziano, palla alta per Torres, poi si è un po' preso con il suo avversario, si continua comunque, Torres di testa, palla controllata da Mannina, qua combina quasi
un pasticcio, perché per difendere il pallone per poco Miliziano non gliela rubava, e lì Miliziano, se avesse preso questo pallone, probabilmente avrebbe anche messa in mezzo, con Torres ma anche Maltese pronti ad intervenire in maniera quasi immediata su questi palloni come dei rapaci. Però tutto ok per Mannina, e dunque tutto ok per il San Vito, che riparte da Giorgio Pizzolato, lui che ha una statistica molto interessante da portiere, nonostante non fosse stato schiedato in quella posizione perché era un attaccante della partita, segnò anche un gol contro il Cus, un po' insolito per uno che fa il portiere, nonostante in quella partita non stesse proprio facendo quel ruolo. Nel frattempo sarà calcio di punizione per il San Vito, dunque si può ripartire, si può rialzare un po' questo baricentro per la formazione ospite, con il Pizzolato che si prende tutto il tempo a sua disposizione. Maltese dice che ha preso qualche metro in più, probabilmente ha anche ragione. Poi Fricano va avanti con Chieffo, che invece con la sua esperienza dice compagno di andare centralmente, che non serve quell'appoggio lì. Lancio di Pizzolato a cercare Mannina, di testa salta anche Barbera, poi di testa Miliziano cerca Torres, con l'intervento in anticipo di Agustin Ramaglio. Oggi per lui un esordio anche ottimo, dobbiamo dire. Poi Calagna prova ad imbucare Miliziano molto bene qui a fare scorrere. Non è d'accordo però mister Chinnici, che diceva al suo giocatore di prendere questo pallone e non farlo scorrere verso la linea di fondo. Chinnici col mancino sempre molto preciso. Poi l'ultima giocata qui da parte del San Giorgio, che è uscito bene dalla pressione. Bonamason, Antus, poi Bonamason cerca ancora il possesso con la grande tecnica, si appoggia nuovamente per Andres Antus, salta l'uomo, poi suola, quasi giocata da calcio a 5 per il numero 6, che vede benissimo Bonamason. Si scambiano tanto il pallone loro due, c'è una grande intesa tra i due, sicuramente in allenamento hanno parlato tanto cercando di scambiarsi questo pallone, e sono anche le occasioni in realtà più pericolose per il San Giorgio, che attacca tanto sul lato di sinistra con Bonamason, ma anche con Chinnici, che molto spesso si stacca in quel ruolo. Invece chi forse non sta dando tanto aiuto in fase offensiva è Manno, che in fase difensiva sta contenendo bene, l'abbiamo anche visto adesso sul raddoppio sul capitano Bulades, però forse qualcosina in fase offensiva potrebbe fare di più. Dall'altra parte sta leggermente attaccando meglio Miliziano, invece non è direttamente sulla testa di Glidin, e poi mette giù con tranquillità la squadra di casa con Antus. Torres adesso è uscito un po' dalla sua comfort zone, cerca di dialogare con i compagni. Buono l'1-2 qui con Maltese. Torres potrebbe anche calciare, ma sbaglia il passaggio, si continua, e invece no, perché il gioco è fermo. Calcio di punizione, fallo dello stesso Torres dovrebbe essere per sfondamento, almeno questa è stata la prima analisi. Da Ramaglio rapidamente, e serve i compagni che sono ben messi, esce sulla pressione, poi Corso commette anche fallo, in questo caso su Mannina, che accusa anche un colpo probabilmente al fianco. Tutto ok però per lui, fortunatamente. Mister Chinnici chiama Glidin dicendo di mettere un po' più di intensità in campo. Effettivamente il risultato è di 0-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili. Una partita piuttosto interessante, ma anche molto equilibrata. L'occasione più importante, ricordiamo, è quella capitata a Fricano con il palo. Rilancio lungo, cercare la testa di Bulades, poi colpo di testa da parte di Barbera, senza problemi invece Pileri, che non si distende nemmeno, ma soltanto di posizione, e fa benissimo. Ferotti, pallone incollato sui piedi, poi il rilancio, questa volta sbagliato, si lamenta mister Chinnici. Poi Calagna, esce lo stesso Ferotti, che qui però con un grandissimo intervento esce con il petto all'infuori. Poi sbaglia il passaggio con l'anticipo ottimo da parte di Mustaccio, che ha fatto una grande giocata, il centrale difensivo del San Giorgio Piana, perché come centrale lui ha la possibilità anche di potersi staccare e dare una mano
alla zona dei centrocampisti, dunque per impostare ha fatto un grande contrasto, poi ha sbagliato forse la cosa più semplice, il passaggio. Qui la combina quasi grossa in realtà anche Glidin, che però subisce fallo, va giù, calcio di punizione. Minuto 43 di gioco, vediamo quanto si recupererà. Sicuramente non ci sono state in realtà delle interruzioni piuttosto ampie, nessun cambio, nessun gol. Potrebbe anche non esserci in realtà alcun minuto di recupero, forse potremmo ipotizzare uno, ma è un po' una supposizione tra i vari giochi interrotti, chiaramente per le punizioni, forse per il giallo di Ferotti potremmo ipotizzare, ma vedremo quale sarà la decisione del signor Dolenti. Nel frattempo palla direttamente da Pizzolato, che non vuole perdere tempo e rilancia subito in avanti a cercare Bulades, fa scorrere il pallone, poi Ferotti di testa, molto attento, si alza il pallone verso Corso, che con il petto mixato in realtà con spalla e braccio, quest'ultimo infatti è stata vista dall'editore di gara. Calagna, Mannina si autolancia sull'out di sinistra, poi rientra, però il pallone è già terminato in out e dunque rimessa laterale per il San Giorgio Piana, che può far rifiatare sicuramente i propri giocatori. Torres lo vediamo prendere posizione lì davanti con la marcatura di Ramaglio molto stretta. Adesso un po' l'ha lasciato Ramaglio, ma sicuramente appena batterà poi Pileri andrà ad incollarsi ovviamente all'attaccante. Intanto si gioca sull'out di sinistra con Chinnici, va incontro Manno, sceglie invece centralmente Corso, aggancio perfetto con il petto, Meteggio, palla illuminante per Manno, chiude Spadaro, poi Chieffo quasi stava per ricavare il possesso palla ai suoi avversari, ma si è salvato. Nel frattempo il rilancio del San Vito per Bulades, è molto veloce, la può prendere, la tocca, punta Chinnici, rientra destro-sinistro, sceglie l'out di destra, Chinnici chiude perfettamente e si concede anche un dribbling meraviglioso, l'ex calciatore di Catania e Gelbison. Ma adesso il passaggio, poi Chieffo gira con il tacco, poi con l'esterno, si gira molto bene Fricano, va centrale, Ferotti non lo vuole fare girare, lo porta verso l'esterno, riesce comunque a cacciare verso la porta e Ferotti la tocca, la può anche allontanare e infatti fa proprio questo. Chieffo con il petto, Fricano c'è vicino a lui, prestigioso ma non viene servito, poi il rilancio in avanti a cercare Salvatore Maltese, che è molto rapido, poi mette un po' di difficoltà l'uscita anche Pizzolato, che però con la tanta esperienza riesce non soltanto a guadagnare il possesso ma anche a spazzare senza troppi problemi direttamente dal collega di reparto Pileri. Siamo già oltre alle 45 di gioco. Corso, nel frattempo è stato dato un minuto di recupero, dunque mancano pochissimi secondi alla chiusura della prima fazione di gioco. Chinnici ha come sempre lo spazio per poter attaccare sul lato di sinistra, poi l'aggancio di Miliziano, c'è in mezzo Torres, non lo serve Miliziano ancora, torna dietro da Corso, c'è anche Chinnici che cerca spazio al centro, Miliziano vuole invece puntare sempre sulla destra, cerca anche un traversone, lo trova per il colpo di Manno, respinto, buona Mason, tocca il pallone dopo diversi minuti in ombra, Chinnici, cross in mezzo col sinistro, non arriva dall'altra parte Miliziano, quasi da quinto a quinto per citare l'Atalanta di Gasperini, ma nel frattempo termina anche quel primo tempo con il risultato di 0-0. Una gran bella partita, l'occasione più importante è quella per il San Vito con Fricano, poi ha cercato di rispondere il San Giorgio non con delle occasioni da gol ma con tanti palloni messi in mezzo e al momento il risultato però è di pareggio. Noi come sempre vi ricordiamo, ci vediamo dopo l'intervallo, quindi rimanete qui in questo canale per il secondo tempo della sfida. A dopo! Siamo ai nastri di partenza del nuovo campionato, 24-25, eccellenza A, eccellenza B e i 4 gironi di promozione partiranno sabato e domenica con il consueto programma. Si sono già giocate le partite di Coppa, che solitamente sono, diciamo, degli allenamenti congiunti in più, anche se c'è in palio ovviamente il passaggio al primo turno. Intanto ti voglio chiedere, così, domanda subito a bruciapelo per scaldare l'ambiente: 3 squadre, tra quello che hai potuto vedere ovviamente, che ti hanno convinto di più?
Allora, mi è convinto lo Sciacca, che per me non è una sorpresa ma è una conferma, perché hanno fatto secondo me un mercato molto intelligente, ovvero tenuto uno zoccolo duro della scorsa stagione e hanno puntellato. Questo l'ho detto settimana scorsa in altre occasioni, lo ripeto qui, per me lo Sciacca è la squadra che sul mercato si è mossa meglio, perché non ha stravolto la squadra ma l'ha puntellata, contrariamente a Gela e Athletic Palermo che si sono mosse benissimo, però hanno rifondato, quindi hanno bisogno di più tempo rispetto allo Sciacca. Quindi lo Sciacca secondo me, così come ha già fatto vedere in queste due partite, diciamo partirà meglio. Il Gela ha bisogno di un po' più di tempo, così come anche l'Athletic Palermo. Quindi dico lo Sciacca, la formazione che mi è piaciuta di più e non mi ha sorpreso, mi è piaciuta di più. Il Piana chiaramente è la squadra che mi ha sorpreso subito per l'impatto positivo che ha avuto, perché anche loro hanno cambiato molto, ma già subito Filippo ha fatto vedere il suo marchio di fabbrica. E poi diciamo mi è piaciuto molto il Casteldacce, dico la verità, perché nonostante l'avversario tosto che era l'Athletic Palermo mi è piaciuto per l'intraprendenza, anche al confronto, al cospetto di un avversario che sulla carta era nettamente superiore. E qui, esatto, e qui subentra anche il discorso così, squadre che si adattano facilmente al loro allenatore. Bravo, sì. Pietro Tarantino è allenatore di grinta, allenatore che bada più al sodo, sì. Magari non si fa particolarmente apprezzare per il gioco, ma del resto in eccellenza, e considerando anche il contesto del terreno di gioco, esatto. Si fa un gran parlare del terreno di gioco del Fiorilli, ma del resto è inutile girarci intorno, è uno dei grandi punti di forza del Casteldaccia, quello dell'adattamento a un fondo non semplice da gestire. Esatto. A proposito di Casteldaccia, ci sono tre grandi amici, rispettivamente direttore sportivo, direttore generale e presidente, che ci salutano: Mimmo Scialabba, Enzo Palmeri, col suo proverbiale noi siamo noi, e Francesco Antoni, presidente, che ci augura buon campionato. Totalmente l'augurio è di un buon campionato a tutte le 32 di eccellenze, alle decine di squadre dei 4 gironi di promozione siciliana. Naturalmente gli occhi di Sportisili saranno rivolti a tutti questi 6 gironi tra eccellenza e promozione, naturalmente sui campi con le classifiche che mostreremo fin da domenica prossima. Finora siamo stati, anzi aspetta, perché qua c'è una bella dedica a proposito di Casteldaccia, sembra un Casteldaccia edition di Localcio. Mirko Abate che scrive: scusate se mi intrometto, ma devo salutare una persona alla quale voglio tanto bene, un abbraccio amico mio, salvorifici. Chiaramente quando stai 5 anni in una società e dove ci sono i giocatori che appunto fanno parte di questa società, non puoi che creare rapporti anche extra calcistici. Mirko è uno di questi, è una colonna di quella squadra, lo è tuttora, sono contento per lui, e un bacio grande a Mirko. Assolutamente sì, tra l'altro riesco a scorrere, ecco, intanto Enzo che scrive subito: Abate Lecchino. Preparatevi a questo e a tanto altro, perché Localcio, soprattutto nei commenti, per chi non ricorda quello che era Localcio fino a un paio di stagioni fa, è anche questo, è la forza, soprattutto questo. Assolutamente sì. Finora sono stato morbido, ora ti faccio la domanda più cattivella. Sono disposto a tutto. Non mi piace parlare di flop perché siamo ancora ad agosto, ma le 3 squadre che dopo 180 minuti magari ti hanno convinto leggermente meno rispetto magari a quelle che sono le prospettive. Allora, così come ti ho detto quelle, ti dico Gela e Atletico Palermo, per lo stesso motivo, ma non perché perché secondo me, come ho detto poc'anzi, hanno bisogno di più tempo, perché sono state costruite bene, hanno preso tanti giocatori nuovi e quindi hanno bisogno di più tempo. È chiaro che in queste 2 partite, se tu mi dici 2 partite, io mi aspettavo un po' di più da parte di entrambe. Una è riuscita a passare il turno, quindi complimenti a loro per Atletico Palermo, l'altra, che il Gela, invece addirittura è stata eliminata nonostante, diciamo, la caratura dei giocatori che aveva dentro. E quindi dico che col tempo sicuramente alla fine il Gela lotterà per vincere il campionato, così come l'Atletico Palermo. Per me è quella la lotta. La terza squadra che mi ha deluso un po', ti dico che per me è la Parmonval, ma deluso da un punto di vista
diciamo, di aspettative, di fair play. Il fatto che tu dopo una partita già non ti presenti alla seconda è una cosa che a me dispiace, perché io voglio bene al calcio palermitano e quindi alla Parma, quella che è l'emblema. È proprio, se tu pensi al calcio palermitano, dopo il Palermo c'è la Parma, quindi io penso alla Parma. Sì. Se la Parma dice che non si presenta ad una partita, mi dispiace. Quindi io mi auguro che possano trovare la quadra e che già da domenica si possa partire col piede giusto fino alla fine, perché non mi è piaciuta questa cosa. Avranno avuto i loro buoni motivi, però questo deve essere uno stimolo in più per rialzarsi subito.
Siamo tornati anche per il secondo tempo della sfida tra San Giorgio e San Vitolo Capo, di 0-0. Vi mostriamo il nostro scoreboard che vi dà anche contezza di quello che è il risultato. Poi chiaramente ricordiamo che il cronometro partirà all'istante in cui inizierà il secondo tempo. Sono previsti altri 45 minuti di gioco per scoprire poi il risultato finale di questa bellissima partita. Al momento soltanto un giallo, quello per Alessio Ferotti, poi tutti gli altri invece sono stati anche tanti interventi irregolari, però sempre graziati da parte del signor Dolenti. Nel frattempo non dovrebbero esserci cambi, questa è al momento la visione, confermiamo nessun cambio. Adesso vediamo Miliziano sull'out di destra, a sinistra sempre Manno, al centro invece Chinnici, Ferotti come centrale, Baluardo come centrale difensivo e Glidin a completare, poi Corso, Antus e Bonamason come tre centrocampisti, mentre invece lì davanti partono Torres e Maltese come sempre. Al momento infatti in fase difensiva è un 3-5-2, anzi in fase difensiva diventa un 5-3-2, poi invece quando si attacca formazione di mister Chinnici avanza con i due laterali, le due frecce al momento, Miliziano e Manno. Vediamo se poi ci sarà qualche cambio. Anche sono diversi giocatori interessanti, vediamo se effettivamente poi si potrà dare nuova linfa. Nel frattempo il San Vito conferma in porta come sempre Pizzolato, una buona gara come centrali Ramaio, Mustaccia e Chieffo. Poi sull'out di destra vediamo invece Spadaro, che ha rischiato tanto, dicevamo, i primi 50 secondi di gara, perché una sua trattenuta sul Maltese lanciato quasi verso la porta, diciamo quasi perché era molto deviato, in realtà stava per fargli beccare anche la prima sanzione, è stato graziato dal direttore di gara. A centrocampo vediamo invece Fricano che sta giocando una grande gara, invece Mannina è il laterale di sinistra, poi Fricano vicino a lui come centrale insieme a Presti Giacomo. Lì davanti invece le scelte sono ben chiare e nette, con Calagna, Barbera e Bulades sono i giocatori più offensivi, in particolare Bulades e Barbera. Intanto si continua tutto regolare, Antus finta di calciare, vediamo se ci ripensa nuovamente, torna dietro saggiamente da Chinnici. Adesso palla per Chinnici che si fa vedere sull'out di sinistra, cross in mezzo, ci sarà anche forse una deviazione, infatti sì, e calcio d'angolo, il primo di questo secondo tempo per il San Giorgio Piana, che se non diciamo un errore dovrebbe essere anche il primo calcio d'angolo della partita per il San Giorgio Piana, sicuramente il primo del secondo tempo. Andrà Chinnici a battere con il solito mancino, rimane giù soltanto Capitan Corso, ed invece salgono le torri. Vediamo dentro la di rigore infatti sia Glidin che Ferotti, oltre chiaramente Antus. Manno invece piuttosto indietro, poi cerca un tocco, deviazione, tocco con il braccio, però non per il San Giorgio Piana bensì per il San Vito, e dunque calcio di punizione in attacco. Ci ha provato qui il San Giorgio Piana per un calcio di rigore, la terza volta che si chiede al signor Dolenti di fischiare. Nel frattempo il signor Dolenti promette un cartellino, ma non abbiamo capito a chi, un membro della panchina probabilmente, ma all'alta, Ferotti di testa, sempre molto attento, poi mette giù il pallone Calagna che col mancino trova Antus, che era lì sulla sua strada per cercare di infastidirlo. Fricano alza la testa, vede la sponda di Bulades, poi Calagna porta a spasso Corso, si cambia il gioco direttamente da Mannina, si appoggia Calagna, vuole esplodere con il suo sinistro, porta ancora una volta a spasso Corso, poi traversone in mezzo, arriva in spaccata. In questo caso dovrebbe essere probabilmente Spadaro, però fuori gioco, con Ferotti che batte rapidamente verso Antus. Si trattava di Barbera invece, in spaccata ha toccato su questo pallone, però in posizione irregolare, testa per la sponda di Torres che rimane giù. Si continua
danza molto bene qui Maltese, però è ancora giù il compagno, si apre dalle parti di Manno che punta a Chinnici, sempre col suo sinistro molto attento a dare delle possibilità. Manno calcia verso la porta, tiro da dimenticare per Gabriel Manno, probabilmente un tiro dovuto anche alla rabbia, visto che il compagno era ancora a terra. Santiago Torres si è rialzato adesso, l'ex calciatore del super giovane Castelbuono, una grande stagione lo scorso anno, tanti gol per lui, gol anche in Coppa Italia nel match contro la Parmonval, ricordiamo. Vittoria 0-5, gara di andata, poi ritorna invece a tavolino per la rinuncia del club palermitano. Antus, sempre molto elegante, poi quasi no look per Corso, battagliato qui da Africano che fa un grande lavoro e cambia pure direttamente sull'altra fascia. Spadaro vuole appoggiarsi da Bulades, ma c'è l'anticipo Manno che non vuole rischiare anche lui nulla e serve direttamente Ferotti. Poi sbaglia il rilancio Pileri, Bulades punta Ferotti, lo porta verso l'esterno, poi cerca anche il tiro. Lo stesso calciatore in maglia numero 5 la tocca con la tibia, e anche l'ultimo chiaramente a toccare, e quindi calcio d'angolo. Si va a vedere sempre il San Vito. Ma sulle punte di battuta Calagna, lui che è lo specialista, ricordiamo, dei calci piazzati, ha battuto tutte le punizioni tranne una, dove si è incaricato invece il destro di Fricano per dare forse anche una possibilità in più. Infatti va proprio su di lui. Fricano guarda i compagni al centro, traversone, poi di testa Torres, molto bravo in fase difensiva, poi Antus. Maltese lascia scorrere il pallone, lo insegue Bonamason, poi l'anticipo di Spadaro molto rapido, pizzolato. Poi va dritto sull'uomo, in questo caso un po' troppo palese Antus, infatti commette fallo. Nel frattempo continuano ad arrivare persone qui al campo, una buona porzione di pubblico oggi presente allo stadio di impianto sportivo Licauli di Piana degli Albanesi. La tifoseria di casa è molto famosa per il calore e anche oggi infatti non lo sta facendo mancare nella sua prima uscita in casa della stagione, perché ricordiamo l'unica gara giocata è stata quella con la Parmonval, vinta in Coppa Italia di solo di 0-5, però in trasferta al dello Monaco. Questa invece è la prima in assoluto davanti ai propri beniamini. Nel frattempo il colpo di testa tentato da Chieffo con la torsione, effettivamente colpito anche bene il pallone, però direttamente da Pileri. Adesso si prende forse un po' troppo tempo. Va centrale Bonamason, Miliziano, pallone in avanti, lotta Maltese, il mismatch viene vinto da Ramaglio, poi Fricano alza questo pallone a campanile, lotta anche Calagna con Corso, è un po' troppo veemente, ed anche cartellino giallo per il capitano, non è d'accordo, dice non ha commesso fallo. Nel frattempo Chieffo, ex calciatore della Folgore, fa rialzare il proprio compagno Gianni Calagna, ma è uno di migliore al momento in questo match. Sul punto di battuta invece va Fricano. Nel frattempo si parla anche con Luca Schieffo. Abbiamo sentito infatti Fricano dire al compagno di fermarsi, però adesso sta andando dentro l'area di rigore, quindi forse non si sono capiti bene i due, però effettivamente i centimetri del centrale in mai numero 6 fanno presagire la sua presenza all'interno dell'area di rigore. Traversone in mezzo sul secondo palo di testa, il tentativo da parte di Ramaglio, palla fuori, ma buona occasione qui per il San Vito Lo Capo, che si fa vedere in avanti, lo fa con questo tentativo di testa sul buon calcio di punizione di Fricano. Ferotti mette subito il pallone. Nel frattempo Antus, Chinnici, Corso, gancio sempre perfetto del numero 8. Antus, molto elegante, palla al piede. Adesso Corso libera sulla sinistra Chinnici, che come sempre attacca sul lato di sinistra, si ferma, sempre Corso, guarda i compagni, sterzata, alza la testa e nuovamente trova l'appoggio in Chinnici, che può puntare l'uomo, poi cerca il traversone in mezzo, allontana
la difesa formata da Chieffo. Poi sul lato di sinistra ci cerca il traversone con Manno, trova forse la cosa migliore, ovvero il calcio d'angolo, e si continua dunque ad attaccare per il San Giorgio Piana. Minuto 54 di gioco in questo match, 0-0 il risultato. Nel frattempo Visconti rimette il pallone in campo, che ha terminato fuori dal campo, probabilmente fuori dallo stadio addirittura. Andrà come sempre Chinnici sul calcio d'angolo. Vediamo Corso, che è l'unico più difensivo, in realtà anche Bonamason e Manno leggermente più avanti. Chinnici cerca le traversoni in mezzo, trova le testa, poi con Corso che riceve il pallone, aggancia, guarda la porta, poi allarga da Manno che potrebbe crossare, vediamo se ride sul sinistro, infatti fa così. Poi Glidin prende in pieno Mannina, si chiedeva forse un tocco con il braccio, non per il direttore di gara, che dunque fa continuare, soltanto rimessa con le mani. Forza ragazzi! Va Miliziano a battere, si inserisce Corso, invece servito Antus. Poi Miliziano con l'esterno per Corso, cerca il traversone in mezzo, palla che passa, sbuca come un fantasma, poi Josef calcia, si ferma, sterzata e palla fuori! È stato veramente vicinissimo al gol il San Giorgio Piana. Questa è l'occasione adesso della partita, la più importante, ed è capitata al minuto 55. Questa è una deviazione, quindi calcio d'angolo, ma nel frattempo tante mani tra i capelli. Sarà calcio d'angolo. Adesso batte Chinnici con il suo solito sinistro. Occasione capitata per Bonamason, che ha provato a battere il portiere, era effettivamente ben messo. Nel frattempo di gara chiama a sé Maltese, sicuramente anche Ramaglio. Probabilmente i due si stavano trattenendo un po' troppo all'interno della di rigore. Dunque non va bene. Va Chinnici, come sempre l'ultimo uomo, e Corso, il capitano, alza due braccia forse per chiamare uno schema. Battuta mancina, non arriva nessuno, quasi stava per impattare, non avevo capito chi in questo momento. Poi Mano esce bene, trova ancora Maltese sulla destra, può calciare, si allarga forse un po' troppo, poi sbuca in questo inserimento anche Andres Antus, ma continua ad attaccare San Giorgio Piana e iniziano a salire anche ed alzare i decibel il pubblico di casa. Sarà quindi calcio d'angolo. Ancora Manno ad aiutare Corso come ultimo uomo, probabilmente per la velocità, per evitare dei contropiedi. Chinnici cerca il pallone in mezzo con Ferotti che stava per insaccare di testa, si era anche inserito molto bene. Sono un po' sfortunato, adesso rientra in con il cross in mezzo per Ferotti, che non trova il modo di segnare il gol. Ci è andato molto bene con il piattone, però fuori gioco. È andato vicinissimo al gol Ferotti. Alessio! Ferotti! Si torna subito in avanti a cercare Bulades. Adesso è un momento favorevole sicuramente per il San Giorgio Piana, negativo invece per il San Vito, che in questi momenti ha veramente tanto, e dico tanto, faticato, perché la squadra di casa sta venendo fuori un po' a lungo andare. E qui probabilmente noi dicevamo inizio partita come la differenza di minuti giocati in Coppa, 90 contro i 180 più tempi supplementari e calci di rigore, possa veramente fare la differenza. Adesso sembra quasi che il San Vito sia un po' in debito di ossigeno, invece più fresca la squadra di mister Filippo Chinnici. In avanti Miliziano, trova la sponda non precisissima da parte di Maltese, palla che si impena con Bonamason. Maltese mette giù il pallone molto bene, si autolancia Maltese molto rapido con l'esterno per Torres, salta l'uomo non nel secondo momento. Poi Miliziano trova ancora Capitan Corso che cerca il traversone in mezzo, allontanato Bonamason, aggancia sul destro, può rientrare, allontana anche il San Vito. Adesso si gioca quasi ad una porta, ma no, la controlla con il braccio. Troppo voluminoso qui l'ala da parte del numero 7.
Difatti si tratta di calcio di punizione per il San Vito Lo Capo, con Pizzolotto che probabilmente ha capito il momento e anche in realtà Chieffo, e infatti sta guadagnando tutto il tempo possibile. Il numero 6, pallone tra le braccia, sta crescendo sempre di più, ma nel frattempo si chiede anche di alzare un po' il baricentro per non farsi schiacciare. E andrà Africano, non Pizzolato. Accorcia Mustaccia, il vice capitano di questa formazione, ma si va da Pizzolato. Rilancio lungo del portiere. Ferotti, testa stacca, non prende il pallone, la trova invece Glidin, che allontana pure in rimessa laterale. Minuto 59, stiamo per entrare al 60° di gioco. Rimessa con le mani, testa, poi Ferotti allontana. Tentativo precedente era stato di Prestigiacomo, che aveva provato una sponda, tanto va giù, si continua, buona quell'intervento. Antes vuole fare correre qui e ci riesce Miliziano, è tanto veloce sul lato di destra, punta la difesa, Miliziano in zona di rigore, Miliziano doppio passo, salta tutti, Miliziano! E poi la parata di Pizzolato, che occasione, che azione! Rimane sempre in 0 risultato, per Sergio Piana sta attaccando veramente tanto e ci va vicino più che mai con questa occasione di Vincenzo Miliziano, doppio passo da urlo e poi super uscita di Pizzolato. Sarà quindi calcio d'angolo, ci crede mister Chinnici, che infatti incita i suoi ragazzi dicendo di continuare ad attaccare, di aumentare la forza offensiva, perché il gol è nell'aria. Invece è preoccupato un po' mister Comito, che probabilmente sta vedendo che qualcosa non sta funzionando. Adesso Chinnici, cross in mezzo, la colpisce, poi se non abbiamo visto male Torres, ma l'ha presa probabilmente con la coscia. Ma Pizzolato rimane giù, forse ha ricevuto un colpo, forse anche con un pizzico di esperienza, rimane lì. Nel frattempo si riscaldano diversi calciatori, vediamo però chi farà il proprio ingresso. Nel frattempo acqua per Mannina, che precedentemente non è riuscito a stare al passo di Miliziano. Ha fatto una gran bella giocata in questo caso, correndo sul lato di destra, saltando praticamente tutti, doppio passo e poi su Ramaglio. Soltanto Pizzolato gli ha potuto dire di no. Era salito veramente tanto bene il 2. Adesso ovviamente è anche l'occasione più importante della partita. Palla alta, la tocca Ferotti che allontana, poi corso, aggancio come sempre felpato da parte del numero 8. Miliziano, non è ancora fiato per correre, va invece giù. Poi Calagna con Glidin, si dicono qualcosa i due. Corso da capitano a mettere la buona. Tempo il signore Dolenti a mettere la calma. Vediamo qua sotto. Si ribatte dunque questo calcio di punizione di Glidin a cercare il mancino di Chinnici. Ferotti col mancino, ottima capacità da parte del centrale numero 5 di poter impostare sia col destro che con il sinistro. Corso, palla che si impenna, finta, però poi sbaglia a mettere giù il pallone, non da lui. Mannina per Africano, pressione di Corso, ancora Mannina va incontro, poi Ruleta, fallo di Miliziano, anzi no, si continua tutto ok. Si vuole girare Maltese per Bonamason, allarga verso Manno che può puntare la porta, sbaglia però l'aggancio, è anche fortunato perché Spadaro è l'ultimo a toccare. Sarà rimessa laterale, ma nel frattempo si alza alla panchina anche Cristian Cintura, che potrebbe fare il suo ingresso. Vediamo al posto di chi? Forse al posto di Manno. Vediamo. Va Chinnici con le mani, c'è Ferotti dietro ma non viene servito. Bonamason, Chinnici, cosa è crossa? Bonamason, scambiano i due molto bene, poi palla sempre per Bonamason che intanto la rigore, vince un rimpallo, poi col sinistro, palla in mezzo, si gira, Torres calcia! E la tocca Ramaglio nel momento migliore
l'attaccante argentino, lo ha fermato, poi Ferotti non è precisissimo, e poi qui Ferotti finisce anche la partita e la finisce in anticipo. Cartellino rosso diretto per Alessio Ferotti, che ha sbagliato l'aggancio, e poi mister Chinnici fa un cenno ai suoi giocatori, probabilmente giochiamo a 4. Lascia la partita Alessio Ferotti, dunque in 10 uomini nel San Giorgio Piana, anche vistosamente claudicante il numero 5. Se qualche problema fisico, cioè vedremo che sia tutto ok, chiaramente. È proprio un cambio, perché fa il suo ingresso Mario Tricoli. Però al posto di chi Tricoli? Lui che ha giocato da titolare contro la Parmonval, adesso è al posto di Manno. Effettivamente non ha brillato moltissimo il numero 7, gara un po' infelice. E Tricoli dovrebbe fare il centrale adesso. Sentiamo infatti le parole di mister Chinnici, che ci ha aiutato qui nell'impostazione. Dunque Tricoli sarà il centrale al posto di Ferotti, quindi. E invece Chinnici giocherà come terzino sinistro, dunque dovrebbe essere divisa a 4 con Chinnici a sinistra, destra Miliziano, centrali Tricoli e Glidin. Questa è la linea 4 disegnata dal tecnico Chinnici. Poi centrocampo a 3 come sempre con Bona Mason, Corso, tanto cross in mezzo con la ribattuta non felicissima, la traversa, anzi l'incrocio di pale di Presti Giacomo. Non è stato impeccabile in questo caso Pileri, perché è andato con i piedi anziché andare con le mani, e qui infatti non ha consentito ai compagni poi di interrompere questa azione. È il secondo legno della partita, entrambi poi per il San Vito. Corso, aggancio non dei migliori, riesce comunque a saltare forse Fricano, che poi però uncina quel pastoso pallone. Sempre Fricano con l'esterno Maltese, mezza 2, salta l'uomo, che giocata di Maltese. Poi ancora una volta il dribbling, non c'è fallo di Fricano, si continua, Mannina. Nel frattempo ancora in panchina Pietro Balestrani, l'ultimo acquisto, il grande acquisto della campagna estiva del presidente Troca. Adesso ci saranno dei minuti anche per lui che è un grande attaccante, scorso anno al Favara, arrivato fino in finale dei playoff, perdendo. Favara che poi in realtà è comunque riuscito ad approdare in Serie D, ma tramite la strada volta un po' più lunga, ovvero tramite l'acquisizione del titolo sportivo. Fricano marca con l'esterno molto bene. Chieffo, ex Folgore, cerca i compagni, aveva tentato Bulades, però ha anticipato nettamente il suo avversario, poi la mette giù molto bene Torres, salta Chieffo, questa volta il cartellino sembra che ci stia, e infatti è cartellino giallo per Chieffo, l'ex Folgore, atterrato in maniera irregolare Torres, che con questi suoi movimenti di attaccante di raccordo mette tanto in difficoltà la difesa avversaria, ed effettivamente qui riesce anche a far ammonire il suo diretto avversario. Calcio di punizione. Forse al pubblico si chiedeva anche qualcosina in più, ma effettivamente il giallo sembra abbastanza corretto, quello scelto dal signor Dolenti della sezione di Caltanissetta. Una decisione effettivamente corretta, quella di dare il cartellino giallo. Il rosso sembrava effettivamente un po' esagerato, c'erano diversi calciatori in maglia azzurra pronti ad intervenire sul numero 10 argentino, ex, ricordiamo, super giovane Castelbuono. Andrà Chinnici sul punto di battuta, punizione lunga, poi viene interrotta dal colpo di testa, va indietro, si appoggia, ecco Tricoli che apre per la conclusione di Torres, non è felicissima. È stata buona invece la sponda di Antus, poi invece non è perfetta questo tentativo. Nel frattempo palla lunga a cercare direttamente le mani di Pileri. Chinnici, Antus la gioca a lui sempre con tanta eleganza.
a centrale, Torres riesce a sfondare, riesce a fare una sponda intelligente sui compagni, sale pure Miliziano, sempre molto utile con questo ruolo, lui che è salito tanto di prestazione rispetto al primo tempo, si attaccava forse un po' meno, adesso invece ha anche cercato un po' di più dai compagni, sua infatti la grande occasione al 54, Antos cerca la porta, non era male questo tentativo, si distende Pizzolato ma sembra essere uscito di diversi metri questa palla, fatto bene però a provarci. Nel frattempo è pronto Forconi, anche lui è uno degli ultimissimi arrivati in casa San Vito. Vediamo al posto di chi? Il 18. Vediamo chi esce. Dovrebbe uscire qui Comito. Capitan Bulades lascia il campo, quindi fascia da capitano che va infatti a Calagna, ed è Bulades che lascia il terreno di gioco. Ha partito molto bene nel primo tempo, poi è dato un po' di intensità, ma chiaramente tanta stanchezza dopo 70 minuti. Dentro Forconi, ricordiamo uno degli ultimissimi arrivati. Dunque rimessa dal fondo con Pizzolato. Andrà lungo il portiere, adesso invece però è Mustaccia ad andare più indietro, ed è anche lui il capitano, dunque non Calagna, il capitano dopo l'uscita di Bulades, bensì il centrale, che infatti era il vice capitano, segnato anche nella distinta. Nel frattempo cercano di lottare, lontana chi dice il pallone, però gioco è fermo, calcio di punizione per il San Giorgio, doveva essere il direttore di gara, infatti indicato proprio questo. Capitan Corso, però poi rimessa laterale, adesso infatti abbastanza eloquente il cenno da parte del direttore di gara che dice rimessa, si riparte con Gledin, che adesso fa il centrale di sinistra in questa linea 4 disegnata da mister Chinnici, a suo fianco Triccoli, a sinistra invece vediamo Chinnici, a destra Miliziano, si allunga il pallone, nel frattempo Bonamason però la tocca anche con il braccio, molto sfortunato, tocco irregolare, 71esimo di gioco, 0-0 il risultato. Ramaglio non ne vuole rischiare la giocata, vede infatti Fricano che va incontro, la tocca a corso di testa, poi Miliziano con il fisico in questo tentativo di allontanare il pallone, poi c'è Tricoli che è incollato al suo diretto avversario, Calagna fa un buon lavoro dentro l'entrata di rigore, Calagna col sinistro nasconde il pallone, va ancora sul fondo, cerca la conclusione, murata da Miliziano, calcio d'angolo. Vedo 72 di gioco, manca ancora un bel po' della partita, non manca molto, però c'è ancora tanto da giocare. Infatti 18 minuti, c'è ancora tanto tempo per poter decidere questa partita, di sotto che al momento di 0-0, cross in mezzo di testa lontana Antus, poi palla messa ancora in mezzo, Tricoli scorta l'uscita di Pileri. Chinnici, Glidin, nel frattempo ci sono anche dei botti da parte del pubblico presente oggi, anche a dare un po' di atmosfera. Poi sbaglia quel passaggio, Miliziano viene anche beffato da Mannina che per poco non lo anticipava, andava lo stesso Mannina infatti a battere la rimessa laterale, cambia il pallone, Fricano, Ramaglio vicino a lui, infatti Mustaccia che riceve anche il pallone. San Vito che sta giocando in maniera speculare, ricordiamo come speculare rispetto al San Giorgio Piana. Palla centrale, Calagna, Mannina, cambia gioco dalle parti di Chieffo, lui che è stato ammonito nel corso del secondo tempo.
Mustaccia cambia gioco, manina con il petto, adesso viene servito Prestigiacomo, scarica, poi cerca l'1-2, non funziona, Tricoli, poi mette una pezza, allontana la sfera. Sempre Fricano, questa volta tallonato in maniera irregolare da Antus. Calcio di punizione. Sarà calcio di punizione dunque per il San Vito Lo Capo che avanza e fa alzare il proprio baricentro. Nel frattempo si muovono tanti uomini in panchina, soprattutto per il San Giorgio Piana. Vediamo quasi tutti alzati. Cross in mezzo sul secondo palo, stava sbucando. In questo caso adesso di chi si tratta? Deve essere Chieffo, che ha sbucato effettivamente anche molto bene. Al pallone è terminato in auto, troppo profondo. Il cross messo in mezzo da Fricano e dunque si riparte da Chinnici che si appoggia da Tricoli. Glidin, Tricoli, Miliziano con il mancino cerca di velocizzare il gioco, poi Antos quasi senza vedere sa del movimento di Torres, poi rischia tanto pizzato dopo il tocco di Mustaccia che la tiene lì sull'out, prova anche un dribbling, sbaglia tutto, Antus la mantiene e poi guadagna anche la rimessa laterale, però dovrebbe lasciarla credo a Miliziano, infatti è così, va proprio sul punto di battuta il numero 2. Rimessa un po' rivedibile in realtà del 2. Antus mette giù, forse pensa una conclusione, apparecchia da Chinnici che si gira e subisce anche fallo. Qui tutta l'intelligenza del 4 che vede arrivare l'avversario, mette davanti il corpo, si gira, prende fallo, calcio di punizione. Vediamo chi potrà andare a calciare. Sono diverse soluzioni. Chinnici è anche una di quelle in realtà. Col mancino potrebbe calciare verso la porta, c'è sicuramente vicino a lui Corso, però non, almeno per la prossemica non ne sembra voler calciare. Invece ha sistemato il pallone Miliziano e dunque potrebbe essere lui a calciare. C'è anche Chinnici vicino a lui, si allontana Corso e dunque andrà Miliziano, uno dei due, o un destro o un sinistro, gli attuali terzini della squadra di mister Filippo Chinnici. Va Miliziano con il destro, becca la schiena di Calagna. Poi Miliziano vola sull'out, mancino, subisce fallo, buona qui la giocata, anche su una fascia che non è la sua. Sta giocando una grande partita, la prestazione del 2 sta crescendo sempre di più. Nel frattempo potrebbe invece fare il suo ingresso Gomez per il San Vito. Vediamo vicino a noi, sotto la postazione, sta completando, anzi ultimando il riscaldamento, poi potrebbe anche essere messo in campo. Vediamo, nel frattempo calcio di punizione, posizione analoga al primo tempo dove è stato Fricano a cercare il traversone in mezzo, una delle tante punizioni avute nel corso del primo tempo, ma nel frattempo c'è anche spazio per il cambio in casa San Giorgio. Dovrebbe entrare Balistreri, vediamo, però c'è forse aspettare il cambio o forse no. Ecco, forse l'uomo più atteso di questa partita, Pietro Balistreri, maglia numero 20, tanti gol in carriera. E lascia il terreno di gioco dunque Salvatore Maltese, buona gara anche per lui, però adesso in campo c'è la fisicità del 20 che potrebbe magari dare fastidio fin da questa occasione. Un calcio di punizione ma quasi un calcio d'angolo, leggermente più avanti, infatti siamo nel vertice, nell'intersezione tra le due linee, quella della di rigore e quella della linea di fondo, con Chinnici sul punto di battuta come sempre, lui che ormai è lo specialista quest'oggi, quasi tutte lui.
cross in mezzo, cerca il colpo di sta proprio Balistreri, si era inserito benissimo, ma non è riuscito ad inquadrare la porta, però si presenta così il 20. È stato l'ultimo acquisto in ordine cronologico e probabilmente anche l'acquisto più importante, quello più rumoroso, visto anche il passato del calciatore ex anche Palermo, tra le tante, Marsala, Favara, insomma tante belle piazze per Pietro Balistreri. Nel frattempo Miliziano cerca di allontanare, però il giocherà fermo per una posizione di fuorigioco. Sta per entrare nel frattempo Gomez in casa San Vito. Vediamo al posto di chi, forse per Calagna, perché è stato chiamato. Infatti proprio per Calagna, fuori il 10, dentro il 15. Dentro Gomez. Vediamo che posizione prende in campo, probabilmente andrà a giocare come sottopunta. Infatti la posizione è proprio quella, addirittura pizzico più avanti rispetto a Barbera, ma probabilmente si potranno anche interscambiare. Paglidin con questo calcio di punizione cambia gioco su Chinnici. Glidin si fa vedere Triccoli, che infatti riceve anche la sfera, la carezza, avanza, poi la butta in avanti a cercare l'inserimento di Balistreri, si è cercato tantissimo, adesso il 20. Vediamo che ragione effettivamente, infatti è stato un ingresso da parte di mister Chinnici, nel frattempo giallo per noi non ne possiamo fare. per Triccoli dovrebbe essere. Noi non ne possiamo fare. Diciamo dunque è stato cercato tanto Balistreri già fin dal suo ingresso, prima col colpo di testa, adesso con questo pallone buttato in avanti da Miliziano. Vediamo anche effettivamente ragione, perché il giocatore con una grandissima esperienza, con tanti gol in carriera, adesso con Torres forma una delle coppie probabilmente più forti di questo campionato, chiaramente anche con Maltese, giocatore molto interessante anche lui. Oggi si è mosso tanto, però non ha trovato il modo di colpire in maniera letale la difesa del San Vito. Tempo pizzolato, va lunghissimo. Pallone cercare le torri, testa la tocca in anticipo Antus, sarà calcio d'angolo, dunque continua ad attaccare il San Vito Lo Capo. Adesso vediamo sul punto di battuta con la maglia numero 8 Fricano, lui che si è diviso con Calagna così tutti i calci piazzati, poi invece lo stesso Calagna adesso è uscito e dunque la scelta è anche un po' semplice, andrà probabilmente su tutti lui. Cerca posizione anche Forconi, che al momento non ha toccato palloni, allontana, poi testa Gomez, palla che rimane lì con Epileri, l'anticipo, ottimo, poi Forconi la calcia, palla che stava per adesso tutta l'area di rigore, viene fermata però, poi il dribbling ottimo di Manina su Antos, cercato Gomez, mette le piede nel momento giusto Agustin Bonamason, ed è anche molto bravo perché dovrebbe essere stato di Gomez l'ultimo tocco, infatti è così. Sta per entrare Cristian Visconti al posto forse di Bonamason, vediamo. E infatti proprio per Bonamason vediamo Visconti dove si schiererà, probabilmente a centrocampo, deve essere un cambio tattico. Miliziano con le braccia, cercare Balistreri, poi mette giù Torres, messo in difficoltà da Ramaglio, poi Chieffo allarga tanto a cercare il diventato Gomez, che però non ci arriva, il campo è terminato. È una buona idea in realtà quella di Chieffo, poi però forse non è precisissima. All'esterno Antus è sempre molto preciso e molto elegante anche per questo scatto, ottimo, viene fermato poi da Chieffo che va anche giù, ma non c'è nulla, tutto regolare. Visconti appena entrato, Miliziano avanza, vuole un appoggio, non lo trova, infatti torna da Triccoli, palla al piede, sbaglia il passaggio, Mannina molto bravo qui a rubare il tempo e andare in anticipo per lo scatto di Barbera, viene inseguito, scivolata perfetta con i tempi di Glidin, che si becca anche una porzione di applausi
importante, poi si tocca forse il bicipite femorale, poi fa giù Ballisteri con tanta esperienza, guadagna il calcio di punizione. Nel frattempo si dicono qualcosa Fricano e Glidin. C'è qualche incomprensione tra i due, poi Gomez va a allontanare il compagno. Probabilmente il motivo dell'incomprensione è perché il San Vito si era fermato, visto che Glidin aveva accusato un problema al flessore, anzi al bicipite femorale, e di conseguenza è stato questo probabilmente il motivo di questa incomprensione. I due adesso si stanno chiarendo, infatti Fricano dice proprio questo: ti stavi toccandogli la gamba, io mi sono fermato, poi invece hai continuato a giocare. Ovviamente questo è il motivo. Il signor Dolenti cerca di mettere tutti in pace. Risultato di 0-0, ricordiamo, per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili. Antus avanza in un momento di silenzio anche da parte delle due tifoserie, quasi insolito perché hanno cantato praticamente per 85 minuti. Intercetta Barbera, può allargare il gioco, lo fa bene, poi con l'esterno Fricano sbaglia tutto perché invece prende bene posizione. Antus, destro-sinistro, palla in cosa sulla suola e sempre tanta qualità. Corso per il colpo di testa di Torres, non perfetto, il secondo invece sì perché è direttamente sul compagno. Prova il dribbling, lotta Spadaro, poi viene messo giù, sgambettato da Visconti. Cartellino, no, nessun cartellino, però lo chiedevano probabilmente la tifoseria ospite, molto vicina all'intervento. Questo sarà pizzolato, andare probabilmente lungo. Si gioca anche un po' con il cronometro, credo sia anche corretto effettivamente per il San Vito, che potrebbe prendere un punto d'oro in casa di una formazione comunque molto forte, una formazione che fa sicuramente del proprio campo di casa il punto forte. Il Sato va lunghissimo, stacca di testa molto in alto Barbera, poi Corso mette in difficoltà i suoi avversari, testa Antos. Torres come sempre fa salire la squadra, vuole anche il cartellino giallo, effettivamente qui potrebbe anche starci. Prima anche il giallo per Mustaccia, effettivamente aveva tenuto il suo diretto avversario, ovvero Santiago Torres, giallo giustissimo. Sta per entrare nel frattempo anche Salvatore Scalisi al posto di Corso, se non abbiamo sentito male, perché è infatti proprio così, perché si sta levando la fascia da capitano che va sul braccio di Glidin. Una abrasione abbastanza evidente, questo per la scivolata di prima, una grande scivolata però. Che cos'è questa? Nel frattempo cambio anche per il San Vito, dentro Abdul Issa, posto di Barbera. Buona gara per il numero 9, poi termina anche la gara del capitano Corso per Scalisi. Dunque calcio di punizione, minuto 87, ci sarà sicuramente qualcosa da recuperare tra cambi, espulsione e azioni di gioco classiche. Antus, colpo di testa per Torres che non riesce ad impattare al meglio, poi pizzolato, si scontra con il suo diretto avversario e poi va lunghissimo a cercare la velocità di sé, che è molto rapido, la tocca, poi Scalesi concede il calcio d'angolo, ma credo che da lì forse sia stata la scelta migliore, perché era alle spalle, è fresco, è appena entrato ed è un giocatore molto rapido, quindi probabilmente la scelta migliore è quella del giovane Scalisi, che anche lui in realtà è appena entrato, però non se ne senta di rischiare un aggancio probabilmente con il petto per poi giocare il pallone, ma preferito concedere il calcio d'angolo. Va Fricano a battere, battuta lunga, cercare l'inserimento sul secondo palo. Visconti è stato molto bravo a contenere gli inserimenti sul secondo palo da parte dei suoi avversari, ed è adesso rimessa dal fondo con Pileri sul punto di battuta. Andrà probabilmente lungo, minuto 88,
Adesso soltanto 2 giri d'orologio, poi conosceremo anche l'entità del recupero. Immaginiamo almeno 3 minuti, forse anche 4 probabilmente per l'espulsione. Vedete va a lungo a cercare il copesta di Balistreri che la tocca poi con la tibia e chiama la pressione Scalisi che commette fallo. Ha izzato un po' da Balistreri da andare a pressare, chiede scusa a Mannina. Il calcio di punizione risale dunque il San Vito con Torres che vuole fare battere immediatamente Pizzolato. Mannina per Issa che ha provato un velo forse per l'inserimento del compagno Prestigiacomo. Si torna lì al centro, subisce fallo. In questo caso si tratta di Chieffo, tenuto irregolare di Visconti, appena entrato non l'ha probabilmente visto, forse ha dato un colpo sulla caviglia, ha preso anche un colpo Chieffo, quindi anzi no, sono decisamente crampi dovrebbero essere per l'ex calciatore della Folgore. Entra anche lo staff del San Vito, minuto 89 di gioco, manca veramente pochissimo alla fine della partita, risultato di 0-0, abbiamo avuto occasioni sia da una parte che dall'altra, la più bella probabilmente quella di Miliziano che dal punto di vista tecnico ha fatto una grande giocata senza chiaramente sottovalutare la traversa di Prestigiacomo, il palo di Fricano nel primo tempo in casa San Vito. Risultato però che è ancora in stallo, nel frattempo siamo arrivati al minuto 90 e 5 di gioco, 5 di recupero, dunque abbiamo effettivamente pronosticato 4 con questo minuto fermo per Chieffo. Si è raggiunti anche il quinto minuto, dunque previsione indovinata e dunque Fricano cerca e pesca Gomez, buono qui l'aggancio, c'è Issa dentro l'area di rigore, scambia invece con il compagno più vicino, poi traversone in mezzo, allontana Glidin di testa Scalisi, mette giù il pallone Visconti, qui si scontra prima col compagno poi con l'avversario, ma è tutto regolare per il dito legale, il signor Dometti fa continuare. Mannina centralmente a calcio non perfetto di Prestigiacomo, poi Antosè tocca il pallone, veramente non si era accorto che Scalisi era vicino a lui, ex Giraci, Scalisi palla sul secondo palo e Pepilere esce benissimo in tuffo, c'era l'inserimento di Gomez che stava per dare fastidio in uscita, ma anche in realtà Forconi, cross di Kiev a cercare Issa che prova la rovesciata ma si trattiene un po' con Tricoli, si continua, Torres, Tricoli apre bene dalle parti dei compagni, poi un rimpallo favorisce Ramaglio, adesso Mannina apre con il mancino questo traversone, viene fermato, poi Scalisi si può lanciare con il petto, forse vuole tentare un appoggio sui compagni che infatti arriva, Torres punta la difesa, buona qui la giocata Torres, dentro del rigore, Torres ancora sul destro, può calciare, molto defilato, prova questa conclusione, Pizzolato la blocca e vola come un gatto. Poi va giù Torres con Fricano che dice qualcosa infatti a Mister Chinnici. No, il crucione che ha fatto la cosa. Gioco fermo. Con il San Vito che ha fermato un attimo il gioco anche per consentire a Torres di rientrare in campo, infatti è fuori al momento, ma sta per fare il suo ingresso, può rientrare, minuto 92, mancano circa 3 minuti, però qualcosina in più si recupererà. Pizzolato guarda i compagni, guadagna tutti i secondi possibili e va lungo, c'è Scalisi che va su Mannina, non lo prende, poi Issa con l'attacco esce a sfuggire bene dalla marcatura, però gioco fermo, calcio di punizione. Paglidin sul punto di battuta, andrà lui probabilmente lungo, ma c'è anche Chinnici che sta predicando calma, forse vuole il pallone ma non è così, Glidin va lungo a cercare la schiena di Torres e poi Scalisi sulla seconda palla, calcio verso la porta, deviazione, calcio d'angolo, l'ultimo tocco è stato di Ramaglio
ed è dunque corner per il San Giorgio Piana, che ha ancora la possibilità di potersi affacciare lì davanti. Chinnici con molta calma sul punto di battuta, forse anche un pizzico di stanchezza. Ricordiamo che lui gioca infatti come terzino sinistro in questo momento, è partito come centrale di sinistra, come braccetto. Poi fare tutto il campo, insomma, per andare a battere ogni calcio piazzato non è facile dal punto di vista aerobico. E va lo stesso Chinnici, che infatti alza le braccia quasi per chiamare uno schema, battuta morbida in mezzo, esce Pizzolato molto attento, vuole anche ribattere velocemente, e infatti va lunghissimo a cercare l'inserimento di Gomez, di testa Miliziano, la tocca, però c'era fuori gioco, non è d'accordo la squadra ospite, ma sembra effettivamente giusto da qui. Glidin, minuto 94, mancano 40 secondi, ma qualcosa probabilmente si potrà recuperare, perché il gioco è stato fermo per consentire il ritorno in campo di Torres, quindi ci immagino forse un altro minuto, vediamo. Va giù Ramaglio, calcio di punizione, fallo. Momento irregolare da parte di Scalisi, intanto bene in partita, però pressione che ha già conferito anche 2 interventi irregolari, quindi diciamo non perfetta, ecco. Va Pizzolato stamattina adesso al minuto 95, ma va bene così, termina la partita, finisce la sfida tra San Giorgio Piana e San Vitolo Capo, risultato di 0-0, pareggio a reti bianche per queste due formazioni, che dunque conquistano un punto, il primo di questo campionato. Una gara effettivamente molto interessante, con spunti sia da una parte che dall'altra. Gli ospiti hanno beccato 2 legni, con Fricano ma anche Prestigiacomo, uno per tempo, primo Fricano, poi il secondo tempo invece è stato Prestigiacomo con una traversa, anzi probabilmente incrocio dei pali. Dall'altra parte invece le occasioni migliori sono andate tutte nello stesso momento per il San Giorgio Piana, sicuramente il cost to cost di Vincenzo Miliziano è l'occasione più importante, con grande qualità, infatti il numero 2 era riuscito a saltare prima le marcature del centrocampo, poi con un doppio passo Ramaglio, soltanto un super Pizzolato, a dire di no. Poco prima invece era stato Bonamason a trovarsi davanti il portiere, ma ancora una volta a non trovare questo gol. Noi intanto, come sempre, vi ringraziamo per averci seguito. Qui da Marco Genduso di Sportisiere è tutto, vi ringrazio e alla prossima!